asking how on earth I captured all I'll ever want. No, I don't understand it. But wanderlust unplanned, yeah, lustfully surpassing all I'll ever want. You can take my word for it. I've never felt bolder. I'm not afraid of closure. Sweet euphoria. I'm in love. Sweet euphoria. I'm in love. Euphoria. 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 You can take my word. I've never felt bolder. I'm not afraid. Ben ritrovati qui con noi su Radio.0. Si avvicina il 3 aprile, giornata in cui andremo a celebrare la festa per la patria del Friuli. Siamo a parlarne insieme ad Arlef, l'agenzia regionale per la lingua friulana. Ritroviamo insieme a noi con piacere il presidente, intanto a cui diamo il buongiorno, Eros Cisilino. Buongiorno presidente, è un piacere ritrovarla oggi. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori, se non l'avessero già visto, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, sul nostro sito, insomma su tutti i social anche di Arlef, il video che Arlef ha voluto realizzare anche in occasione di questa festa patrie del Friul 2021 per riunire anche tutti i friulani che sono stati anche protagonisti, alcuni giovani nel video che voi avete realizzato, per farli sentire tutti più vicini anche a distanza. Vogliamo intanto introdurre questo argomento, questo bel video. Ecco, vediamo se ritroviamo il presidente. Intanto forse vogliamo andare a parlare un po' della storia della festa della patria del Friuli e della bandiera insieme al direttore di Arlef, aspettando di ritrovare il collegamento anche con il presidente. William Cisilino, direttore di Arlef, buongiorno, intanto anche a lei ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che ci stanno vedendo. Iniziamo quindi dalla storia di questa festa nata proprio anticamente, che voi volete portare avanti con tutto lo spirito dei friulani nel mondo. Ma è una festa che ormai si celebra da quasi 50 anni, quindi ha già lei stessa una sua storia, e fa riferimento a un fatto piuttosto lontano nella storia del Friuli, però importante, che è il 3 aprile 1077. Cosa succede il 3 aprile 1077? L'imperatore Enrico IV investe il patriarca di Aquileia dei titoli di conte e duca del Friuli, e quindi sostanzialmente il patriarca diventa il principe e il capo di Stato, lo chiameremmo oggi, del Friuli dell'epoca, che peraltro era un territorio un po' più esteso rispetto a quello di oggi. Perché è importante quella data così lontana, medievale? Per un fatto semplice, che è proprio per la nascita dello Stato patriarcale friulano, che aveva appunto un suo capo di Stato, aveva una sua moneta, aveva soprattutto un Parlamento che è il primo Parlamento d'Europa secondo alcuni storici, ma comunque sicuramente fra i primi d'Europa, con molti poteri. Diciamo, questa istituzione è stata fondamentale per il sorgere della lingua e della cultura friulana e del concetto di una terra che ha comune non solo lingua ma anche tradizioni e leggi, no? Ed è durato fino al 1420, insomma, quindi è durato quasi 4 secoli, e diciamo che è stato un po' il periodo storico che ha forgiato l'idea di Friuli, che
comunque già esisteva prima, un'idea longobarda sostanzialmente, no? Però è con lo Stato patriarcale che questa idea si cementifica. Un filo rosso poi che fa da collegamento anche in tutto il video è il simbolo di questa terra, del Friuli, la settima più antica d'Europa, stiamo parlando proprio della bandiera. Sì, è una bandiera che noi possiamo fra l'altro ammirare in un suo esemplare del 1350, visitando il Museo del Duomo di Udine, perché faceva parte del corredo funerario del patriarca Bertrando, assassinato appunto alla Richinvelda in quell'anno. E proprio perché abbiamo la possibilità tangibile di vederla, non di toccarla ovviamente perché è in una teca, però proprio per questo abbiamo la prova provata che è la settima bandiera più antica d'Europa, una delle più antiche del mondo e insomma questo ce lo dicono anche gli altri, una bella bandiera. Eh sì, proprio la stiamo guardando anche nel video che potete vedere sulla nostra diretta tra le immagini. Intanto ringraziamo il direttore di Arlef, William Cisilino. Prima di salutarci però ritorniamo al presidente di Arlef proprio per parlare del video che abbiamo visto, che è stato realizzato in occasione di questa prossima festa che si celebrerà questo sabato. Parliamo anche dell'identità dei friulani nel mondo. Sì, una grande identità che vediamo viene diffusa e viene celebrata in maniera molto con grande orgoglio, ecco, quindi direi che la bandiera che è stata utilizzata sia nel video, ma viene utilizzata comunemente come simbolo di aggregazione appunto per i friulani che sono in giro nel mondo, rappresenti, diciamo, quel simbolo che può essere, come posso dire, di rappresentanza per una identità. Non è l'unico simbolo che abbiamo, ma senz'altro è uno dei più riconoscibili. Tra l'altro, una delle cose a cui è legata la bandiera è anche la lingua, e l'Arlef questo lo sa bene perché le politiche linguistiche del friulano vengono sviluppate principalmente dall'Arlef, ma anche da molti altri soggetti. E direi che su questo piano, insomma, ci stiamo impegnando veramente parecchio, grazie anche al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. E poi è bellissimo vedere queste immagini della bandiera, del simbolo del Friuli in giro per il mondo in questi skyline, possiamo dire veramente spettacolari. Parliamo di New York, parliamo di Parigi, Los Angeles, questi giovani che hanno un forte legame con il Friuli. Purtroppo poi, Presidente, quest'anno non potremo festeggiare insieme come da tradizione questo 3 aprile, ma invitiamo naturalmente tutti i nostri ascoltatori a mostrare la loro passione per il Friuli anche esponendo sui balconi o comunque nei giardini la bandiera simbolo di questa festa, simbolo della nostra terra. È proprio così, ma non solo i privati cittadini possono farlo, lo possono fare anche le istituzioni. Noi abbiamo mandato delle bandiere a tutte le istituzioni presenti sul territorio regionale che sono identificate come appartenenti alla lingua friulana, per cui sicuramente a oltre 170 comuni e appunto anche loro dovranno esporre la bandiera, lo faranno con molto piacere, tra l'altro sono stati proprio loro a chiederci un quantitativo di bandiere per poter appunto celebrare in maniera perlomeno così simbolica a 360 gradi quello che si poteva fare per la festa dei Friuli di quest'anno, che come l'anno scorso appunto è afflitta anche da queste problematiche di tipo sanitario. Presidente, invitando anche tutti i nostri ascoltatori ad andare ancora a dare uno sguardo al video, vi ricordo ancora sulla nostra pagina Facebook, canale YouTube e tutti i nostri social. Vuole fare un augurio anche agli ascoltatori di Radio.0 per questo prossimo 3 aprile? Beh, un augurio lo faccio in friulano molto volentieri, anche per Assolutamente. far sentire agli ascoltatori un po' di lingua friulana. Tanti auguri, sparchista Fiesta del Friul, che sia una fiesta che anusten donja ducce e che l'importante sta donja e celebra col massimo rispetto, con la massima
caratteristica riguarda proprio il No Furlans, proprio che le Tigni si uniscono, questa fiesta dal Friuli dal 2021. Tanti auguri. Benissimo, grazie quindi al presidente, al direttore di Arlef, Eros Cisilino e William Cisilino, per essere stati con noi oggi. Continueremo ad accompagnare i nostri ascoltatori anche in questi prossimi giorni a prepararsi al meglio al prossimo 3 aprile, festa della Patria del Friuli. Intanto grazie per essere stati con noi, un buon lavoro ad Arlef che si impegna tanto per mantenere uniti tutti i friulani nel mondo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, Mandi. Mandi, buona giornata.